sta ultimando il Paradiso, gli ultimi anni della sua vita, quindi verso il 1318-19, Dante riceve questo Carme in latino di questo intellettuale bolognese, Giovanni del Virgilio, possiamo considerare un preumanista, che scrive un po' alla maniera oraziana, possiamo dire, questo Carme in latino indirizzato a Dante, in cui praticamente dice a Dante: tu sei un grande poeta, però fai un errore enorme. Una materia così alta come è quella della sorte delle anime dopo la vita, dell'inferno, del purgatorio e del paradiso, quindi una materia altissima, tu la stai scrivendo in lingua volgare, e questo assolutamente non va bene. Tu devi scrivere in latino, perché il latino è la lingua dei chierici, il latino è la lingua dei colti, e non puoi dare le perle ai porci, diremmo, anzi diremmo noi, è un'espressione che proprio la usa Giovanni del Virgilio, parla di perle ai cinghiali, più o meno è quello che noi, il linguaggio così, quello, diciamo, non possiamo dare le perle ai porci. Dante risponde, e qui c'è la svolta, diciamo così, la grande novità, cioè Dante, che alla fine della sua vita, diciamo, ha sperimentato tutto, ho cercato di dire in maniera molto, forse troppo sintetica, c'è questo scatto, invece di rispondergli come seguendo lo stesso stile di Giovanni del Virgilio, scrive utilizzando una forma nuova, assolutamente inedita, almeno nella cultura medievale, che è quello dell'egloga. Ora, l'egloga è un componimento di argomento pastorale che ha avuto una grande tradizione nella poesia greca e nella poesia latina. I più grandi sono stati Teocrito e lo stesso Virgilio, che ha scritto le egloghe. Quindi, però nel Medioevo nessuno aveva scritto egloghe. Quindi Dante risponde a Giovanni del Virgilio utilizzando la forma dell'egloga virgiliana e utilizzando personaggi in cui naturalmente sono adombrati lui stesso, Giovanni del Virgilio o degli altri amici loro, e quindi noi troviamo Titino, troviamo Melibeo, troviamo Mopso, cioè i pastori della tradizione virgiliana, quindi sperimenta una cosa assolutamente nuova. E appunto queste egloghe nascono dalla corrispondenza con Giovanni del Virgilio, che vuol dire che Dante e questo intellettuale bolognese si scambiavano delle lettere, delle corrispondenze. Appunto questa corrispondenza nasce quando Giovanni del Virgilio, essendo un intellettuale bolognese, appunto preumanista, rimprovera proprio Dante, gli dice: ma perché ti sei abbassato così tanto? Tu che hai scritto l'inferno, il purgatorio, hai scritto quindi cosa c'è dopo la morte, cosa Dio vuole dare, cosa Dio darà agli uomini dopo la morte, e lo scrivi in volgare, che lo possono leggere tutti, lo devono leggere gli intellettuali. Questo è qualcosa che deve rimanere nella cerchia degli intellettuali. E cosa gli dice addirittura Giovanni del Virgilio? Gli dici: continua a scrivere la Divina Commedia, quindi il Paradiso, continua, ma scrivilo in latino, perché il latino ti porterà alla gloria. La gloria letteraria era un'ambizione altissima per ogni poeta dell'epoca. Infatti voi pensate che in realtà Dante non ha mai ricevuto la corona d'alloro come Petrarca, invece Petrarca l'ha ricevuta proprio a Roma, al Campidoglio, invece Dante no. Però l'immagine maggiore che noi abbiamo di Dante è quella del Botticelli, dove Dante ha la corona d'alloro. E perché gli è andata questa gloria letteraria a Dante? Proprio per la Divina Commedia, e perché l'ha scritta in volgare, perché così la potevano leggere tutti. Se fosse stata scritta in latino, molte persone
non avrebbero potuto leggere la Divina Commedia. E quindi Dante che cosa risponde? Prima di tutto risponde con un'egloga, quindi in un modo completamente diverso, proprio per stupire il suo interlocutore, per stupire Giovanni del Virgilio. E perché fa questo? Perché lo stupore nel cambiare stile di scrittura fa capire al suo interlocutore che c'è un motivo per cui Dante ha voluto fare questa novità, scrivere questa grande opera in volgare.